Ben ritrovati amici sportivi, il weekend di sport e passione della Wisport SD si conclude dal campo comunale di Villafranca per l'approfondimento della nona giornata del campionato di allievi provinciali messinesi. Ad affrontarsi in città di Villafranca il Messina Social School, che giunge qui quest'oggi capolista in classifica a quota 18 punti con 7 gare giocate, 6 le vittorie realizzate, una sola sconfitta, 18 reti all'attivo per i ragazzi di mister Ardizzone, solo 6 quelle subite. Di contro i padroni di casa del Villafranca solo 4 punti in classifica, terzultimi in classifica, una vittoria per loro all'attivo e un pareggio. 23 le reti subite, arbitra l'incontro il signor Visalli da Messina. Come al solito con l'asile le nostre grafiche abbiamo scoperto le formazioni che quest'oggi si affronteranno in campo. Si stringono a cerchio i ragazzi del presidente Farina per cercare di portare a casa un'altra vittoria, che vorrebbe dire tenere a debita distanza il Torregrotta diretta inseguitrice a quota 17. Intanto il primo pallone gioca il Villafranca, anche se il Messina Social School a farsi in avanti pochi minuti dopo con questo pallone dentro confuso, sul quale arriva la palla dentro l'indirizzo di Arena, pescato in posizione di offside dal direttore di gara. Prima occasione di marca bianco-blu, che qui ancora attaccano con Ferrari che entra in area, serpentina la sua, che poi viene svettata prontamente da un difensore del Villafranca. Dagli sviluppi lo stesso calcio d'angolo, Caminiti mette in mezzo il pallone lasciato lì da Poti, non è riuscito a ribadirlo il rete Restuccia con il numero 10. Dall'altro lato sempre da calcio da fermo, sempre da calcio d'angolo, il città di Villafranca si fa pericoloso, trova tutto solo Mundo in mezzo all'area che porta in vantaggio i padroni di casa del Villafranca. Il classe 2002 con questo stacco imperioso beffa il diretto marcatore Bulletta, ex Sporting Atene, che si fa beffare. Alle sue spalle battuto Schepis. Messina Social School che proverà a ribadire subito con Scandurra, il pallone appoggiato dietro per Ferrari che prova con il suo tentativo, è bellitario, termina alto sulla porta a difesa da Poti. Messina Social School che ora ci proverà qui, guadagna un buon calcio di punizione Arena, break offensivo, dalla battuta andrà Restuccia che con questo calcio di punizione impensierisce il portiere Poti, che lascia il pallone all'indirizzo di Caminiti, che lo mette in porta al 25esimo minuto e firma il gol del pareggio per i suoi. Riapprezziamolo a rallenti come è stato lesto il centrocampista classe 2000 in forza al Messina Social School. Dalla trova del Villafranca prova a chiudere il primo tempo in avanti, ancora con questo calcio di piazzato, gioco molto spezzettato da entrambi i lati, palloni scodellati in mezzo. Sono infatti queste mischie a fare da padrone in questa prima frazione di gioco. Ha avuto anche un'occasione Scandurra, proverà a crearsela ancora una volta Ferrari, il suo destro sarà debole, facile preda di Foti. Dall'altro lato prova a impensierire invece Schepis con questo calcio di punizione da lontano. Il numero 11 Michele terminerà così la prima frazione di gioco. Squadre a riposo sull'1-1, partita molto combattuta, molto spezzettata. Direzione di gara tutt'altro che sicura nei fischi cruciali. Fin qui torneranno ben presto in campo le due squadre. Primo cambio per i ragazzi mister Ardizzone, dentro Broccio, fuori Scandurra. Proveranno a chiudere subito i diretti avversari proprio con Broccio, che ha avuto questa prima occasione tutto solo in mezzo all'area, ma risponderanno i padroni di casa, che qui stanno comunque disputando un'egregia partita, tutt'altro che vinti i ragazzi di mister Giuseppe Presti. E qui con un'azione tutta in verticale libera al tiro Poli Castrese, azione bellissima per i ragazzi della formazione di Reni, che qui hanno un'altra occasione con questo calcio d'angolo. È stato ancora una volta Mundo a svettare e a cercare una clamorosa doppietta per la trova del Messina Social School. Prova a farsi in avanti con questo pallone che resta in area, prova ad avvitarsi il brancato, stilisticamente perfetto ma inefficace il suo destro. Altro cambio intanto fuori anche Restuccia, dentro Gabriel Cozzo. Sarà il Villafranca in questa fase della partita a gestire il gioco qui con questa serpentina bellissima di Michele, che appoggia per un compagno atterrato. Non c'è nulla per il direttore di gara, poi verrà pescato in offside il giocatore del Città di Villafranca. Ci proverà
questi contropiedi affidati a Brancato. Il Messina Soccer School che va via sull'out di sinistra, mette dentro, non trova nessuno, prova ad avventarsi Cozzo sul pallone ma riesce ad allontanare la formazione tirrenica. Ancora Messina Soccer School in avanti in questo finale, debole il destro del subentrato Cozzo. L'ultima azione è per il Città di Villafranca, in questa azione sulla sinistra, pallone messo in mezzo, Skevis fa sua la sfera, si spegneranno così le speranze degli ospiti. 1-1, viene superata così dal Torregrotta in classifica la formazione di mister Arminzone, che lascia qui a Villafranca punti e rimpianti importanti. Da noi per quest'oggi è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.